È un'occasione speciale quella di oggi a Pieve di Soligo, perché abbiamo la fortuna di avere qui come ospite un grande maestro dell'arte italiana, Giorgio Celiberti, che è venuto a trovarci per celebrare non solo la sua straordinaria carriera, ma anche la voglia di credere nell'arte per trasmettere un messaggio significativo alle nuove generazioni. La mostra che verrà presentata qui a Pieve di Soligo si chiamerà Celiberti 90 e sarà qui ospitata a Pieve di Soligo proprio dal 5 ottobre al 9 novembre di quest'anno. Ecco, maestro Celiberti, ci racconti quali saranno le opere che saranno esposte qui a Pieve di Soligo tra pochi mesi? Incominciamo subito con una domanda alla quale io non so rispondere, perché io dipingo, poi tutto il resto lo fanno i miei collaboratori. Uno lo vedo di fronte qua, che è l'architetto Darè, che è un grande amico, e lui tempo fa ha fatto per me la mostra più bella della mia vita, la mostra con la quale io mi identifico, con la quale mi rappresento e mi sento felice. Questo avveniva, non ricordo in che anno, ma più di una decina d'anni fa, ed era nel ghetto degli ebrei, e lui aveva fatto una installazione incredibile, sognante, una cosa che non mi aspettavo, e che è stato una cosa stupenda quando è stata inaugurata la mostra, e lo ringrazio ancora oggi di quella opportunità. Lei è nato a Udine, però ha girato in tutto il mondo e quindi è riuscito ad avere questa preziosa possibilità di farsi ispirare dalle bellezze di questo mondo. Lei sa che recentemente questo territorio è stato eletto patrimonio dell'umanità, quindi anche le colline di Conegliano e Valdobbiadene, Pieve di Soligo è al centro proprio della core zone, adesso potranno essere apprezzati da tutto il mondo, e quindi per lei, che è un artista, sicuramente c'è la possibilità di ispirarsi in questi paesaggi, in questi luoghi meravigliosi. L'ho fatto da sempre io, perché ho fatto il militare, che facevo l'aviazione al 51esimo stormo caccia di Treviso. Di conseguenza questi luoghi io li ho visitati con calma e con grande simpatia per molti anni, e il fatto che adesso questi luoghi siano stati così ben rappresentati mi fa soltanto molto piacere. Devo ringraziare appunto a nome dell'amministrazione comunale Veneto Arte per la sinergia, la collaborazione che si è instaurata in questi anni. Grazie appunto a questa sinergia è stato possibile proporre mostre di arte contemporanea di grande qualità in quel di Pieve di Soligo, e con la mostra appunto dedicata a Giorgio Celiberti siamo davvero onorati di ospitare a Pieve di Soligo un artista che ha attraversato con la sua vita e con la sua arte la storia, e che attraverso la sua arte ci trasmette dei messaggi di profonda e grande umanità.